Buongiorno amici, oggi siamo a Treppo Carnico, un freddo interessante, sono 2 gradi, altra avventura Friul Bikers. Siamo a Treppo Carnico, vicino Paluzza. Adesso risaliamo un po' di provinciale fino a Ligosullo per poi prendere la forestale che va a Castel Valdayer. Da lì tutta una bella salita panoramica fino al lago di Mon per poi terminare in cima al Monte Paularo, 2043 metri. La discesa, il versante nord, scenderemo in un lungo traverso verso Malga Pramosio per poi fare il sentiero 404 che ci porta giù a Timau e chiuderemo per ciclabile fino al parcheggio. Ottimo! Eccoci giunti al paese di Ligosullo, una sosta a 1400 metri. Questo castello qui, agli inizi del XX secolo, quindi 1900, era una residenza estiva di tutti i nobili carnici della Carnico di Paularo, soprattutto, che venivano su a passare le vacanze. Ci sono delle foto d'epoca bellissime che potete vedere in sovraimpressione, dove ci sono queste dame vestite con questi vestiti molto sfarzosi, ricamati finemente, che con l'ombrellino per ripararsi dal sole, per non abbronzarsi troppo, che si godevano il clima così fresco estivo in questo posto meraviglioso che è il Castel Valdayer. Storie interessanti dei Lopez oggi. Siamo quasi a 1600, dobbiamo arrivare a 2000. Stop a una fontana con acqua buonissima. Ecco che si apre il paesaggio e si vede il paese dove siamo partiti. E qua sopra la croce del monte Dimon, che è alto esattamente come il Paularo. Ma guardate che bello questo angolo di Carnia e di fronte alla cima del Paularo. Qui siamo al cospetto del laghetto di Mon, naturalmente un laghetto di origine glaciale, che sta sotto il monte Paularo, che è la nostra meta, che raggiungeremo in parte pedalando, in parte a piedi. E questo invece è quella cima più alta, lassù è il lago di Mon, che prende il nome del laghetto. Bene. Qua a 1780 c'è anche la neve. Guardate la bellezza di questo laghetto spettacolare. Iniziato il pezzo a spinta per la cima. Che panorama, cime interessanti. Eccoci qua in cima a Monte Paularo 2043. Si scende dal Monte Paularo, eccolo qui. Pezzettino di neve in discesa qua in Posterno. Perlignano di qua, no?
Andiamo? Altra parte simpatica. Divertimento fiume. Uno pit stop sul faggio secolare e si continua. Foliage oggi. E così verso la fine, e dietro di me è dove eravamo noi in cima. Bellissimo. Ma che spettacolo. Super panorama, arrivati nell'abitato di Paluzza. Aspetta, evviva! Col drone!